essere. Continua la conta dei danni tra Sarmede e Cordignano devastate dai torrenti esondati, la rabbia del primo cittadino Larry Pizzola. Lo Stato non mi consente di usare i soldi per la manutenzione, ma a questo punto lo farò lo stesso. Inchiesta aperta per omicidio colposo della Procura dopo l'infortunio alla Trebi di Salgareda, la rabbia dei sindacati che chiedono un nuovo tavolo sulla sicurezza della Regione. Scoppia un rogo della notte, paura in un centro per anziani non autosufficienti di Fontaniva nel Padovano, l'intervento dei vigili del fuoco scongiura il peggio, gli ospiti evacuati in tempo. Campomarzo, sorvegliato speciale, ha preso il via ufficialmente ieri il servizio di pattugliamento fisso della polizia locale nell'area più controversa della città di Vicenza. E polemica a Venezia dopo che Ken Howard, uno dei più importanti pittori inglesi contemporanei, è stato allontanato dai vigili perché stava dipingendo in centro storico senza necessari permessi. Oggi in Consiglio regionale la discussione sul progetto di legge per ripristinare la leva obbligatoria, una naia di 8 mesi, ma già si preannuncia battaglia con l'opposizione. Gli ultimi dati Istat confermano un Veneto attrazione turistica, stagione di alto livello, anche se con qualche ombra, il dato più importante, il ritorno della PIL della montagna. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Avete visto e sentito dai titoli, torniamo tra Sarmede e Cordignano, dove dopo il violento nubifragio e l'esondazione dei torrenti la notte tra sabato e domenica continua una sempre più difficile conta dei danni, anche un ripristino delle condizioni alla normalità, ma proprio da quei luoghi si registra anche la rabbia, la polemica sulla scarsa manutenzione dei torrenti, la rabbia di chi, come il sindaco di Sarmede, dice: non posso usare i soldi che ho a disposizione per fare manutenzione, ma a questo punto potrei farlo lo stesso. Sentiamolo. Se lo Stato concede alle pubbliche amministrazioni di utilizzare i propri risparmi, i propri avanzi di amministrazione, è un conto, altrimenti comuni virtuosi come il nostro, con degli avanzi messi da parte, non possono fare tutela e interventi sul territorio. Allora, che ne dicano, questa volta io investirò tutto quello che ho per mettere in sicurezza il mio territorio. Non usa giri di parole il sindaco di Sarmede Pizzola dopo quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica nel suo comune, messo in ginocchio dagli allagamenti provocati dallo straripamento del Rio Ruio e di altri torrenti. Il primo cittadino si dice consapevoli che eventi atmosferici straordinari diventano oramai sempre più frequenti e per questo è necessario rivedere gli interventi di manutenzione. I letti dei fiumi, dei torrenti d'acqua devono essere puliti e dobbiamo investire le nostre risorse lì. Abbiamo delle infrastrutture di smaltimento delle acque che risalgono a 40-50 anni fa. Intanto continua una prima conta dei danni nei due comuni maggiormente colpiti, Sarmede e Cordignano, danni che con il passare delle ore aumentano soprattutto al patrimonio pubblico. Una pista ciclabile a Sarmede è sprofondata, disagi alla viabilità lungo la provinciale 151 per una frana e poi ci sono quelli dei privati. Sono circa un centinaio le abitazioni coinvolte. In particolar modo la frazione di Villa, il centro di Cordignano e una parte di Pinidello. Abbiamo circa una trentina di case con i piani scantinati e seminterrati allagati, anche con danni importanti. Sono state coinvolte tutte le frazioni del comune di Sarmede, Rugolo e Montaner, con danni anche importanti ai ponti di infrastrutture secondarie. Anche in queste ore continuano i sopralluoghi di Genio Civile, Forestale e tecnici comunali per verificare lo stato delle cose, mentre entro la tarda mattinata di oggi i cittadini di Sarmede e Cordignano dovranno presentare i moduli per la richiesta dei danni. Questo ci servirà per valutare se chiedere lo stato di calamità. Ed è diventato il simbolo di quella nottata di incubo, il bed and breakfast di Sarmede, che si è visto arrivare addosso tantissimi detriti e rocce. Cade il ciliegio a Sarmede, è diventato il simbolo della devastazione che il maltempo ha portato con sé nella notte tra sabato e domenica. Qui in 5-10 minuti acqua, fango, detriti massi come questi sono entrati letteralmente nel B&B. I segni sono ben visibili, nonostante i proprietari, insieme a familiari, amici e vicini, lavorino ininterrottamente ormai da più di 24 ore. Ha tirato giù troppa montagna dall'alto,
ha riempito tutto il letto del fiume, che era, in quel punto là era alto quasi 2 metri, e prima è venuta fuori l'acqua e ha spinto contro la porta dietro, l'ha aperta subito perché era troppo forte. Quando è defluita ormai l'acqua era salita a 1,30 m, qualcosa di più. Il torrente oggi è un piccolo ruscello, ma sabato notte si è ingrossato scendendo verso Ca del Ciliegio. Le immagini spiegano da sole la forza dell'acqua e del fango. È venuto giù tanta di quell'acqua che in pochissimo tempo lui ha portato giù tutta la montagna, ma ha portato giù anche oltre l'acqua anche tutta la montagna, e se andate a vederla sopra ci sono delle crode che sono quasi 1 metro di diametro. All'esterno vengono accatastati mobili, piatti e pentoli, giochi dei bimbi. Si cerca di salvare quanto possibile e di tornare alla normalità, con la consapevolezza che se ci fosse stato qualcuno in quei minuti al piano terra poteva essere una tragedia di proporzioni ben più grandi. Il giorno prima stavamo facendo un summer camp con 20 ragazzi, dopo sono diventati 30-35 persone, sono state qua fino alle 5 del pomeriggio di sabato, e per fortuna poi dopo quel giorno lì, con la notte, non c'era nessuno. Abbiamo argomento omicidio colposo, e questa è l'ipotesi di reato con la quale la Procura di Treviso ha aperto un fascicolo di indagini in merito all'infortunio mortale costato la vita ieri mattina a un 44enne di Ponte di Piave, alla 3B di Salgareda. Omicidio colposo per ora a carico di ignoti, in attesa di accertare le responsabilità dell'accaduto grazie ai rilievi e alla ricostruzione affidata ai tecnici dello Spisal e dei Carabinieri. Il braccio meccanico che di fatto ha schiacciato l'operaio è stato subito sequestrato nelle ore successive dai Carabinieri. E della polemica ovviamente sull'ennesimo infortunio mortale ha parlato ieri sera, proprio ospite del nostro telegiornale, il segretario generale della CGIL di Treviso, Giacomo Vendrame, che ha rinnovato anche l'appello alla Regione per riconvocare subito il tavolo regionale sulla sicurezza. Sentiamo le sue parole ieri sera. La situazione sarà assolutamente da chiarire e noi chiediamo chiarezza, perché non è possibile che una persona così esperta si trovasse in un luogo interdetta al lavoro. Bisogna fare una profonda riflessione anche sui ritmi imposti. Chiaramente non faccio riferimento nel caso specifico solo alla 3B, ma purtroppo a un numero che in Veneto come in Italia sta diventando sempre più grande di morti sul lavoro. Ho come l'impressione che indurre a ritmi particolarmente elevati faccia sì che la percezione sia della sicurezza e quindi anche del rischio sia alterata da parte dei lavoratori. Il tavolo regionale aveva portato a un importante accordo, secondo me, secondo noi, secondo il sindacato, proprio sul tema della sicurezza. Poi anche per questioni temporali, la pausa estiva, quel tavolo non ha quell'accordo non ha avuto sviluppo attraverso ulteriori tavoli. La situazione dimostra che è urgente iniziare a rilavorare immediatamente sul tema, proprio per dare applicazione alle parole che sono scritte dentro quell'accordo. Noi non ci accontentiamo delle parole, vogliamo i fatti, vogliamo le assunzioni come è scritto, e dobbiamo fare in modo che immediatamente ci sia un riscontro concreto, perché ne abbiamo bisogno per la sicurezza di tutti, non semplicemente di una parte, ma veramente di tutti. E adesso il panico nella notte a Fontaniva, nel Padovano, quando un rogo è scoppiato all'interno di un centro per anziani non autosufficienti. Fontaniva, paura nella notte per un incendio divampato all'interno dell'edificio del centro servizi e alloggi per anziani autosufficienti di Piazza Umberto. Nessuna persona è rimasta ferita, ma 9 ospiti sono stati evacuati. Le squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Cittadella, Padova e Bassano, con 5 automezzi e 21 uomini, sono riusciti a portare in salvo i 9 anziani che si trovavano ospiti nei propri alloggi, distribuiti su 3 piani. Il rogo, scoppiato verso l'1 e spento all'alba, è partito dal locale adibito a salotto comune. Gli ospiti sono stati assistiti dal 118, spente le fiamme, gli anziani sono stati accompagnati nei propri alloggi per recuperare gli effetti personali. Le 9 persone sono state poi sistemate per la notte in strutture alternative del comune. L'edificio, al momento non agibile, è stato posto sotto sequestro. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Dopo lo stupro di Jesolo, come sappiamo, abbiamo raccontato ieri, resta in carcere Mohamed Gueye, il 26enne senegalese che è accusato di aver stuprato la ragazzina di 14 anni, nonostante si difenda e dica il rapporto era consenziente. Per la procura deve restare in carcere anche per la pericolosità del soggetto, ed è un evento che la cui eco è arrivata non soltanto a Jesolo ovviamente, ma anche nella Marcon, dove per un po' l'uomo, il ragazzo, ha vissuto.
Sicuramente è una situazione che ci ha colpito enormemente, ha colpito tutta la comunità, perché era una persona molto conosciuta tra i suoi coetanei, tra i giovani di Marcon. Non ci è voluto molto a Marcon per capire che Mohamed Gueye, l'uomo a cui viene attribuita la responsabilità di aver stuprato una ragazzina di 15 anni a Jesolo, altri non era che Mario, pseudonimo col quale nella cittadina dell'entroterra veneziano il 26enne lo si individuava. Mario per la somiglianza con Mario Balotelli, ex attaccante dell'Inter. È una notizia che ha scioccato i suoi coetanei, spiega il sindaco Matteo Romanello. A Marcon il 26enne ha vissuto per diverso tempo, almeno fino al 2015, in una villetta a Schiera in via Don Bosco, dopodiché l'ufficio anagrafe ha proceduto alla sua cancellazione. È stata data la cancellazione della residenzialità in quanto non era più reperibile, non abbiamo più avuto riscontro di dove potesse essere domiciliato. In quella casa vivono la sorella con il marito e i figli. Viene da pensare che per lui abbia abitato o Mur abbia dichiarato la residenzialità dalla sorella per una questione proprio di familiarità. A Marcon c'è poca voglia di parlare, chi lo fa stigmatizza la vicenda orribile di cui è stata vittima una ragazzina di 15 anni. Fa effetto, ma non ci si può fare nulla. Chi può fermare la cosa lo bloccano nel nascere, pertanto ci troveremo sempre questa gente per casa. Io penso che sono cose dettate da persone che non hanno un'intelligenza, una maturità e un insegnamento, un'educazione soprattutto. E spero vivamente che questo ragazzo paghi per quello che ha fatto. Siamo rimasti veramente colpiti per la tipologia e le modalità utilizzate. Auspichiamo insomma che la legge faccia il suo seguito e sia ben presto assicurato alla giustizia. La cronaca non sono ancora chiare le cause che hanno portato all'investimento di una persona da parte del treno regionale 2729 in ingresso alla stazione di Mestre ieri sera, poco prima delle 21 sulla linea Verona-Venezia. Al momento non si esclude nulla nella tragica fatalità né il gesto estremo. Sul posto l'intervento del personale della Polfer. Sul fronte della circolazione sono stati registrati ritardi in partenza e in arrivo fino a 120 minuti, interrotta anche la circolazione sulla linea storica per accertamenti. E adesso il nuovo caso di West Nile registrato nella provincia più colpita dall'infezione in questi mesi, ovvero la provincia di Padova, è stato registrato a Padova, alla Guizza, nelle ultime ore. Nuovo caso di contagio da virus del Nilo a Padova. Si tratta del nono registrato e riguarda la Guizza. Immediata la segnalazione dell'ULSS al comune che sta organizzando una disinfestazione straordinaria nella zona. Dopo l'avviso tramite megafoni fatto dai mezzi della protezione civile, che darà anche tutte le informazioni utili come chiudere porte e finestre, raccogliere la frutta e la verdura dagli orti, tenere al chiuso gli animali domestici e spegnere i condizionatori, il trattamento verrà effettuato nella notte tra martedì e mercoledì. Nel frattempo il comune ha disposto una serie di interventi speciali su ulteriori 10 km di fossati, parchi, cimiteri, scuole comunali e asili nido. A Vicenza ora per parlare di sicurezza e di Campo Marzo, sorvegliato speciale e da ieri al via le pattuglie fisse della polizia locale. Ed eccola al lavoro la pattuglia fissa della Polizia Municipale al suo primo giorno effettivo di intervento. Prima un giro per il parco con l'auto, ma è il furgone, quello deputato al controllo, che punta diritto ad un gruppetto di immigrati che bivacca sugli scalini del monumento dal lato di Piazzale Bologna. Un controllo, chiedono i documenti, verificano le generalità e intanto li costringono a spostarsi. Un deterrente contro malintenzionati, ma che ha il bisogno è pronto ad intervenire. Nel giro di una manciata di secondi arrivano anche i militari del programma Strade Sicure, in questo momento in città con i bersaglieri. Tutto si svolge con tranquillità, anche se qualcuno dei migranti allontanandosi si lamenta perché Campo Marzo è diventato per loro il punto di ritrovo, il luogo dove stare. Questo è Campo Marzo? Sì. Perché venite qua? Perché io sono povero, io sto alla mocina, non c'è lavoro, no, capisci? Penso che vengano qua perché comunque è l'unico posto. L'unico posto perché?
Perché qua spaziano? In mattinata la pattuglia aveva sanzionato 2 tunisini per bivacco, 50 euro la multa. Uno dei 2 però, dopo aver dato le generalità incerte, aveva tentato la fuga. Ritrovato, aveva reagito a spintoni contro gli agenti che però lo hanno ammanettato. La pattuglia continua il suo lavoro di controllo, poco più in là altri immigrati stazionano sotto gli alberi, altri sono seduti sulle panchine. Il controllo attira l'attenzione dei passanti che, se da un lato vedono con interesse il rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine, spero che alcuni episodi vengano dissuasi dalla presenza delle forze dell'ordine. Sicuramente è utile anche perché basta, quando arrivi in Campo Marzio, vedere le persone che ci sono, non è che sia il massimo anche della sicurezza. Dall'altro non è che gli interessi più di tanto se c'è l'esercito o qualcos'altro, quello che devono fare lo fanno comunque. E secondo te cosa sarebbe più necessario? Che gli interessasse la cosa invece che passare basta con un camioncino, sinceramente. Chiudere, c'è chi propone addirittura la chiusura di Campomarzio come Parco Querino. No, non serve, cacciarli tutti dal primo all'ultimo, quello serve. Se chi deve gestire il verde pubblico, d'accordo? Fa in modo che possa essere vissuto. Riesco a spiegarmi, cioè nel senso, come fai se tu veramente, se qua fosse pieno di persone, è veramente difficoltoso, non è più uno spazio idoneo allo spaccio. Allora parliamo di regole amministrative, burocrazie e polemiche con 2 storie che vengono da Venezia. La prima l'abbiamo già raccontata ieri, della sconfitta suo malgrado della battaglia del ristoratore di Mestre contro le multe per aver messo nel proprio locale un calcio balilla gratuito, ritenuto però illegale per i regolamenti amministrativi. Stefano Ceolini, il gestore del Palco, ha deciso di regalare il gioco a un amico dopo che il giudice di pace gli ha rigettato il ricorso. 4 anni fa fu la prefettura a bocciare il suo reclamo contro la contravvenzione inflittagli dalla polizia locale per la mancanza della dichiarazione di inizio attività. Ne seguì una polemica che fu seguita anche a livello nazionale, ci furono le scuse anche del sindaco Orsoni, persino il prefetto, e racconta Ceolini: mi consigliarono di ricorrere al giudice di pace che però nella sentenza scrive che non avrei saputo dimostrare le mie ragioni. Paga la multa dunque Ceolini e regalerà il calcio balilla. Peraltro era stato anche premiato per non aver installato video poker nel suo locale. In tanti si erano mobilitati a suo favore. Questo non è bastato. Non è bastato a Ken Howard essere uno dei pittori più noti a livello internazionale, pittori contemporanei, un maestro inglese della pittura. Non è bastato essere Ken Howard per poter dipingere a Venezia. Lo ha fatto, come l'ha fatto tante altre volte in passato, ma l'ultima volta i vigili per mancanza di permessi lo hanno allontanato ed è subito polemica. Quale luogo migliore per dare sfogo alla propria arte se non Venezia? Eccolo il professor Ken Howard, 86 anni, uno dei più importanti pittori contemporanei inglesi, mentre dipinge tra le piazze e i rii del centro storico, catturando le meraviglie della città. Obviously the light is completely unique, because here we are standing here, generally surrounded by water. Stava facendo lo stesso domenica scorsa con tavolozze e pennelli sotto le procuratie, ma l'artista è stato fatto allontanare da un intervento dei vigili. L'episodio è stato reso noto da un cittadino con un post su Facebook che in poche ore ha registrato 200 condivisioni. Lui, da 50 anni, si legge sul social, con sole, pioggia, neve, nebbia e acqua alta dipinge meravigliosamente la nostra Venezia. Domenica 2 vigili lo hanno fatto allontanare da dove da sempre dipinge. Vergogna, chiedo scusa a nome di Venezia. Tra i commenti, quello del gruppo 25 aprile. Siamo davvero sicuri che siano queste le priorità di una città allo sbando come Venezia? Scrive in una nota il portavoce Marco Gasparinetti. Se la politica deve dare indicazioni sulle priorità da seguire e legiferare in materia, è evidente che la scarsa conoscenza della realtà cittadina sta creando situazioni ingovernabili. Per questo manifestiamo la solidarietà a Ken Howard. Immediata la replica del Comune di Venezia. L'intervento è stato corretto. Se non fossimo intervenuti ci sarebbero state comunque proteste, dice la Polizia Municipale. Bastava avesse chiesto i permessi. Le regole ci sono e valgono per tutti. Spiace per l'accaduto, ma il signor Howard vorremmo far sapere che se ci informa del suo arrivo anche in anticipo gli faremo trovare un permesso temporaneo per dipingere e gli spiegheremo quali sono le regole che vigono in piazza San Marco.
L'assessore al turismo Paola Mara assieme al capo di gabinetto del sindaco Morris Ceron portano la voce dell'amministrazione comunale dopo aver sentito il comandante Marco Agostini ieri impegnato. Il signor Auer era sotto le procure attive con il cavalletto e i vigili lo hanno invitato ad andarsene perché senza permessi. Non lo hanno identificato e non ci sono state sanzioni di alcun tipo, spiega il comune. Se un pittore, noto o meno, fa una richiesta di permesso temporaneo per dipingere, non ci sono affatto problemi, sono i benvenuti, conclude Ceron. E adesso la pubblicità, poi ancora polemiche, ma questa volta riguardano il comune di Padova. Eccoci in studio in diretta, prima edizione del nostro telegiornale. Dicevamo, è un rientro caldo dalle ferie per i componenti della maggioranza in comune a Padova. Vediamo perché nel servizio. Giovedì vertice della maggioranza di Palazzo Moroni, fissato prima delle ferie, potrebbe essere il momento per un duro confronto tra assessori e consiglieri che sostengono la giunta Giordani, con il sindaco che ne richiama alcuni a non litigare e ad evitare che da giovedì, appunto, la maggioranza vada a casa. Cosa che invece l'opposizione chiede faccia al più presto l'assessora al Verde Chiara Gallani. L'accusa? In 50 anni Verde Pubblico mai così mal tenuto. Di lei si lamenterebbero anche componenti della maggioranza. Chiediamo che faccia un passo indietro, che il sindaco, se ama davvero la città, rimetta la delega all'assessore e la dia a qualcuno che sia più competente, ma soprattutto che abbia più passione. La Gallani rincorre l'emergenza senza un minimo di programmazione, dice Luciani, un operato pressapochista, poco trasparente dalla comunicazione non veritiera, come nel resoconto dei danni subiti dal Verde Pubblico per il fortunale del 21 luglio. Possiamo avere un assessore che prima ci dice che sono 200, poi ci dice che sono 400, poi in realtà scopriamo dopo un accesso agli atti che ho fatto personalmente che gli alberi sono 850 a essere caduti. Ci hanno raccontato che avrebbero piantato 25.000 alberi in città, benissimo, è passato un anno, sapete quanti sono gli alberi piantati in città? 200. Allora già a fronte di questi 850 che la città ha perso per questo fortunale, siamo già sotto di oltre 600 alberi. Cosa sta facendo questo assessore? È ora che se ne vada a casa. Altra polemica, altra bagarre prevista nel pomeriggio quando si riunisce il Consiglio regionale, perché tra i temi in discussione c'è anche il ripristino del servizio militare e civile obbligatorio della durata di 8 mesi per dedicare un periodo della propria vita al territorio di appartenenza. L'esame del progetto di legge nazionale numero 37 licenziato a giugno in commissione con i voti della maggioranza di centrodestra, con l'obiettivo di far partire la ferma obbligatoria a partire dal 2021. Il relatore di maggioranza Massimo Giorgetti di Forza Italia ha detto che dalla sospensione della NAIA quel senso di appartenenza al territorio che si percepiva precedentemente è in parte venuto a scemare e quindi è necessario ripristinare la leva obbligatoria. Come dicevamo, però ci sarà la battaglia perché l'opposizione, in particolare il PD, ha preannunciato già una raffica di emendamenti per bloccare la discussione del progetto di legge ritenendolo propaganda, ed è prevista anche una protesta di alcuni studenti che potrebbero rasarsi a zero proprio per protesta contro il ripristino della cosiddetta mini NAIA. Ancora dalla Regione adesso per parlare però di turismo con l'assessore regionale al turismo Federico Canera, dopo gli ultimi dati su un Veneto che si conferma attrazione turistica e con alcune novità. Il motore del Veneto resta sempre lo stesso, si chiama turismo e i dati Istat di questi 8 mesi del 2018 lo confermano. Un settore che vale 6 volte l'agricoltura, 4 volte il settore moda e 5 volte l'agri-food, tanto per intendersi. Finora è un 2018 di assestamento dopo il boom del 2017. Sesta regione turistica in Europa e prima in Italia, il Veneto senza il turismo nel 2017 avrebbe perso il 10% del PIL regionale, il 18% dei consumi interni e oltre 500.000 di posti di lavoro. È una stagione che si conferma positiva, nel senso che è una stagione di stabilità rispetto a una crescita che abbiamo avuto continua negli ultimi 4 anni precedenti, dove ogni anno abbiamo registrato dei record in termini sia di arrivi che di presenza. Ad oggi la situazione è più o meno di stabilità, ad essere sinceri è uno meno 0,2% di presenze, però un più 1% di arrivi, quindi sostanzialmente siamo sui numeri del 2017 che comunque era stata la stagione dei record. Restano forti le città d'arte, anche se Venezia vede un leggero calo, pur con i suoi numeri enormi. Delusione nel settore termale, riprese importantissimo invece dalla montagna.
negli ultimi anni soffriva tantissimo e quindi noi abbiamo la necessità di investire non solo su Cortina ma su tutto il bellunese in particolare per farla riprendere, perché voi sapete che abbiamo due province a statuto speciale vicine come il Trentino e Bolzano, che purtroppo da questo punto di vista sono dei competitor importanti. E poi c'è Treviso, il capoluogo della Marca e la sua sfida per il futuro. Treviso sta crescendo bene, sia la città che la Marca trevigiana, questo per la diversificazione del prodotto, quindi si sta puntando molto sul cosiddetto turismo slow, lento del territorio, e Treviso che gode un po' anche della pubblicità internazionale che è stata fatta anche da alcuni giornali stranieri, dove appunto si indicava Treviso come una meta alternativa, particolare, piccola, una chicca, sia dal punto di vista architettonico, culturale, ma anche per le possibilità enogastronomiche che offre. Parola d'ordine: non fermarsi. Puntare molto sull'aspetto museale, quindi sulle mostre e sulle attività in particolari che si possono creare in connessione, però io lo dico sempre, con la provincia di Treviso. Cioè Treviso deve essere un punto di riferimento collegata però alla nostra pedemontana, in maniera che il turista viene in città ma poi si sposta nella pedemontana e va a scoprire i percorsi, che ne so, delle vie del Prosecco, piuttosto che altre possibilità che il nostro territorio offre. Quindi ci deve essere sempre questo scambio. Siamo in chiusura, fra pochissimo c'è Ore 13 in diretta, è martedì e quindi la giornata dedicata alla salute. Parleremo di malattie vascolari, diagnosi, prevenzione e cura con la dottoressa Adriana Visonà, direttore unità operativa complessa angiologia dell'ospedale di Castelfranco, e il dottor Edoardo Galeazzi, direttore unità operativa complessa di chirurgia vascolare dell'ospedale di Treviso. Come sempre potete intervenire in diretta o sulla pagina Facebook di Antena 3 per domande, curiosità o le vostre esperienze. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sarà una bella giornata di sole grazie all'aumento della pressione, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo. Sulla nostra regione infatti sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Non sono previsti fenomeni degni di nota. Temperature minime tra 12 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 26 e 30 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il sole ovunque, sarà infatti asciutto e stabile, con il cielo che si presenterà sereno e del tutto sgombro da nubi su tutti i settori. Non sono previste piogge degne di nota. Temperature minime tra 13 e 16 gradi, massime comprese invece tra 28 e 31 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, bel tempo anche sulla nostra regione, sarà infatti ampiamente soleggiato su tutti i settori, salvo per qualche piovasco pomeridiano sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 13 e 14 gradi, massime oscillanti invece tra 29 e 32 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.